Ricorre il 43esimo anniversario della strage di San Giovanni Gemini, il servizio di Irene Catarella. Piena di commozione, la manifestazione svoltasi a San Giovanni Gemini in memoria dei cittadini Michele Ciminnisi e Vincenzo Romano, vittime innocenti della mafia. Il 43esimo anniversario di questa strage mafiosa che sconvolse il paese nel 1981 ha visto la partecipazione dei parenti delle due vittime, delle autorità civili, militari e religiose e dei rappresentanti delle associazioni del territorio. Il corteo si è recato dal comune in corso Francesco Crispi, dove si trova la targa commemorativa con i nomi delle due vittime, per deporre una corona da loro, il loro suffragio. Il sindaco Dino Zimbardo ha ricordato l'importanza di non dimenticare i due cittadini sangiovannesi, vittime della sopraffazione mafiosa, e ha evidenziato come questa occasione sia spunto di riflessione per tutti. L'arciprete Don Gianluca Arcuri ha invitato a pregare per i due caduti e per tutti coloro i quali muoiono da innocenti a causa della violenza della mafia e della malavita. La presenza della banda locale Giacomo Puccini ha dato solennità alla manifestazione con musiche toccanti.